Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vedrete sono vestito allo stesso modo del video precedente, questo perché ho del video successivo, non lo so ancora quando lo caricherò, se caricherò prima questo o quello, vabbè comunque. Sono vestito allo stesso modo perché sto facendo due video contemporaneamente, questa è solo la intro di quello che vedrete successivamente. Sono le 10:30 di notte, quindi direi che non voglio urlare eccessivamente, però devo assolutamente portarmi avanti con la registrazione dei contenuti, quindi ho deciso di farlo lo stesso. Quello che vedrete oggi sarà un home tour un po' diverso perché nel mio canale già avete l'home tour registrato qualche mese fa e questa volta ho deciso di farvi quello in versione natalizia, Christmas Edition. Ho pubblicato anche il video su TikTok e tutti siete impazziti per questa casa, che è una casa semplicissima ma è piaciuta tantissimo, e siccome negli ultimi mesi abbiamo aggiunto delle cose, abbiamo aggiunto dei mobili, abbiamo aggiunto delle decorazioni, adesso ovviamente c'è l'albero, ci sono delle decorazioni natalizie, ho deciso di fare una nuova versione appunto natalizia. Quindi niente, io adesso giro il telefono, spengo tutte le luci, sistemo e vi faccio vedere tutta la casa. Spero che vi piaccia, nel mentre se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti e seguitemi anche sugli altri social che trovate tutti nella descrizione. Ciao! Come sempre partiamo dall'ingresso che è questo qua che vi sto facendo vedere. È molto piccolino perché quello lì è un ascensore, perché come sapete in questo palazzo, come ho già detto nell'altro video, ci sono gli ascensori che entrano direttamente dentro casa. Quindi questa qua è la porta dell'ascensore che si apre e si chiude, qui chiamo l'ascensore, arriva e si apre. E no, nessuno può entrare all'interno della casa perché come vedete lì c'è la serratura che si può aprire o chiudere. Subito alla destra c'è la cucina, che assolutamente non è cambiata rispetto a prima, se non sbaglio. Questo già c'era, magari abbiamo aggiunto giusto la piantina, il cibo e il frullatore, però per il resto non è assolutamente cambiato, quindi faccio una cosa veloce. Qui non è cambiato niente, qui neanche, non mi ricordo se ci fosse la TV, però abbiamo messo la TV anche se non la utilizziamo assolutamente. Qui abbiamo aggiunto queste due tazze natalizie che sono entrambe di Tiger, cioè nel senso adoro. Ve la faccio anche col grandangolo per farvela vedere un po' meglio come al solito. A noi piace moltissimo, vi sto spoilerando l'albero, ciao! Subito a fianco all'ingresso abbiamo messo l'albero di Natale davanti alla porta. Questo perché appunto utilizziamo sempre questo ingresso qua, mentre invece la porta con le scale quasi mai. Se ce ne dovesse essere la necessità basta spostare un po' l'albero e basta. Ve lo faccio vedere adesso così con il buio, così potete vedere un po' che il tema di quest'anno sono gli schiaccianoci. Io lo trovo veramente bellissimo. Poi abbiamo inserito dei fiocchi e anche questi bastoncini di zucchero che abbiamo preso sempre da Tiger. Ok, ho acceso la luce anche se non è una delle migliori, però a fianco all'albero troviamo i due ingressi per il corridoio. Qui non è cambiato quasi niente, se non per questo qua che abbiamo inserito da pochissimo tempo, e forse per il cuscino perché non ricordo se ci fosse, forse sì. Abbiamo deciso di inserire questo mobiletto molto carino, semplicissimo, perché prima c'era solamente il wifi che era messo in terra, quindi abbiamo deciso di mettere sotto il wifi. Sopra abbiamo scelto questa lampada di Primark, molto particolare ma bellina, con questi due libri di Prada e Louis Vuitton, comprati ovviamente col bonus cultura, non scherziamo. Qua sopra abbiamo inserito questa ciotolina per le chiavi, questa candela che è di Primark e profuma un sacco, ve la consiglio assolutamente. Alexa, perché non può mai mancare nella mia casa, un piccolo abete per Natale, così, perché di solito c'è un'altra cosa, è questo schiaccianoci che riprende il motivo dell'albero, mentre invece qua non è cambiato niente, c'è il solito specchio che non vi faccio vedere frontalmente perché sono osceno, e la sedia con il classico cuscino, e secondo noi siamo riusciti ad ottenere un angolino molto bellino. E qui ovviamente c'è sempre il quadro della vecchia Milano dell'Ottocento. Facendo una piccola rotazione troviamo la mia camera, la camera di Federico, il bagno e lo stendino.
Anche nelle camere non è cambiato praticamente nulla, se non i letti che vabbè abbiamo aggiunto le cose invernali perché qui si congela. Però vabbè, io ho aggiunto qualche cosa e anche Federico, quindi adesso ve lo faccio vedere. Come prima cosa non mi ricordo se ci fosse questa, però ho aggiunto questa bacheca e l'ho decorata un po' con un po' di cose. Sotto ho trovato questo coso in cui ho messo questi evidenziatori, alcune cose che mi servono per qualche appunto, per i libri, il mio iPad, il mio Mac, la lampada che è sempre la stessa e anche la ring light è sempre la stessa. Qua non ho ancora aggiunto le foto perché sono pigro e non ho voglia di andare a cercarle, e qui invece ho aggiunto un bel po' di cose. Allora, questo è il vaso che di solito è al posto dell'abete in corridoio, sopra quel mobiletto che vi ho appena fatto vedere, solo che ora per Natale abbiamo messo l'abete e questo l'abbiamo messo qua perché ci sta bene. Poi qui ci sono i miei libri dell'università che devo finire, una foto della crociera, una pianta e un quadro di Primark, troppo carini, la bustina di Dior e l'orologio che utilizzo maggiormente, anche se in realtà non lo utilizzo, però questi sono dettagli e io lo trovo troppo carino. Anche nella camera di Federico è cambiata qualcosa, questa parte è quella che è cambiata maggiormente, non ricordo anche qui se ci fosse già questa, però vabbè abbiamo aggiunto questa bacheca e questo tappetino per proteggere la scrivania quando utilizza il computer. In questo mobile abbiamo aggiunto la stampante perché ovviamente ci serve per l'università, e anche questo mobiletto che è identico a quello che abbiamo messo nel corridoio per il wifi ma bianco, e lui l'ha utilizzato per i libri dell'università, che sì, sono tutti questi e non quelli che ho io, e alcune cose di decoro come queste bustine Chanel e Dior, la tazzina Starbucks, alcuni libri Vanity Fair e questo coso che è la sciarpa, quella che si lega in testa nei concerti di Cesare Cremonini. Ovviamente in entrambe le camere si vede l'albero di Natale. A questo punto da questo lato si vede il bagno. Eccolo qua, è la parte preferita di tutti quanti, non ho ben capito perché, è un bagno molto semplice che però nella sua semplicità è davvero bellissimo secondo noi. Il pezzo forte è ovviamente la doccia che apprezzano tante persone, e anche questa è una doccia semplicissima però tutta in vetro, così sembra chissà quale cosa. E niente, il bagno è molto semplice, questo qua non è grandissimo, anzi molto molto piccolo e stretto, però per due basta e avanza. Eccoci qui con la fine del video, spero che vi sia piaciuto e che la casa vi sia piaciuta. Io sono molto fiero di quello che abbiamo fatto io e Federico, la casa è molto bella, è decorata molto bene, mi piace tantissimo, spero piaccia anche a voi, come mi dite sempre nei commenti. E niente, questo video è terminato e noi ci vediamo ad un prossimo video qui su YouTube. Ciao!